Cioè dico queste cose per dire che poi in Sicilia siano accaduti altri fatti, per i quali naturalmente i siciliani siano diventati siciliani e quindi naturalmente il Mezzogiorno non gliene importava nulla. Non comporta il fatto che naturalmente noi ci dimentichiamo e invece esiste. Comunque non si può giudicare un regionalismo, cioè cosa voglio dire? Il terremoto di Messina arriva nel momento di maggiore consapevolezza ed espansione dell'intervento della Mezzogiorno. Consideriamo questo perché naturalmente il risultato da questo punto di vista è un risultato per tanti aspetti, lo avete spiegato voi, non soltanto in termini di tempo, ma anche in termini di progetto oggettivamente deludente. Cioè noi abbiamo la sensazione di un'impressionante mobilitazione che, seguendo le linee iniziali tra il 1903 e il 1907, dovrebbe portare nel Mezzogiorno a un autentico rivolgimento e nel settore dei lavori pubblici, e nel settore dell'attivazione delle produzioni, nella creazione di energia, nella sistemazione. Pensate per esempio cosa faceva Serpieri e cosa andrà a fare poi nelle piane del Capitale. E pensate ai tentativi studiati da Parone, eccetera, fatti dai catanesi relativamente alla piana di Catania, che col 1922-23 scompariranno. Ma vogliamo parlare del 1908? Bene, vorrei dire a Vicky che, ammesso che la sua proposta naturalmente poi non si può discutere o non discutere, il problema è che attorno al tipo di proposta che egli identifica sostanzialmente con il contraccolpo del terremoto c'è la possibilità di una serie enorme. Cos'è accaduto nell'area colpita dal terremoto del 1908 in termini di mobilitazione morale per la vicenda della Libia? Ebbene, la conquista della Libia, come molti sappiamo, ha spaccato in grande misura il meridionalismo. Come sapete, Salvini era esplicitamente contrario all'impresa libica. L'impresa libica aveva indotto divisioni all'interno dello stesso governo. Di San Giuliano era contrario alla conquista della Libia e voleva solo un protettorato. Ma Giovanni Amendola voleva naturalmente la conquista della Libia per dare alle popolazioni meridionali affamate di terra e di lavoro, una terra di lavoro la cui produzione ritornasse. Cioè il problema della colonizzazione interna, che era una delle componenti importanti dello sviluppo agrario del Mezzogiorno. Non dimentichiamo che parte all'interno di questi anni, diciamo prima con qualche difficoltà, poi verrà fuori in modo più significativo dopo la prima guerra mondiale, la questione di come attrezzare dal punto di vista agronomico lo sviluppo della piccola e media proprietà contadina. Sturzo fa il Partito Popolare nel 1919, ma l'attività relativa alla formazione di proprietà contadina è tra il 1906 e quel tempo, perché la gara tra lui e De Felice nel prendere i soldi e per prendere gli affitti dei grandi feudi dell'ospedale dei Fratelli nella zona di Palagonia sono dovuti a loro, e lì comincia la grande espansione dell'area come capo.